Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo da Verona, dove si è svolta l'autopsia di Moussa Diarra, il 26enne migrante maliano ucciso domenica mattina alla stazione di Verona Porta Nuova da un colpo di pistola sparato da un agente della polizia ferroviaria che il giovane stava aggredendo con un coltello. La procura ha proceduto all'incarico al medico legale e anche ad un perito informatico che, secondo quanto si è appreso, dovrà esaminare il telefono dell'agente che è indagato con l'ipotesi di reato di eccesso colposo di legittima difesa. Come ha precisato la stessa procura, si tratta di un provvedimento a tutela del poliziotto, un atto dovuto. Anche il fratello della vittima, arrivato da Torino, si è affidato ad un legale che ha nominato un consulente di parte. Si attende anche la perizia balistica per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, oltre alla visione delle numerose telecamere collocate nella zona della stazione. C'è una polemica anche politica su questo caso di Verona, perché il centrodestra sostiene che la difesa era più che legittima, il centrosinistra ha parlato invece di un eccesso di difesa, di legittima difesa. Tra poco ci collegheremo con Chiara Gaiani da Este, perché si sta indagando sulla morte di una donna annegata in un laghetto. Era andata sulle rive di questo laghetto con il suo cane, si pensava ad un incidente, adesso il sospetto è che si tratti di una istigazione al suicidio. Di questo parleremo tra poco in diretta con Chiara Gaiani. Invece un'anziana 86enne che è caduta dalla sedia a rotelle ed è morta dopo un lungo ricovero. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo. È bastato un attimo, l'anziana 86enne in sedia a rotelle, ospite in una casa di riposo del Monte Bellunese, è stata lasciata sola per un istante, ma senza azionare il sistema frenante. Una piccola pendenza ha fatto prendere velocità la carrozzina. La donna è caduta procurandosi una lesione alla gamba. Portata in ospedale, è stata ricoverata per diversi mesi tra i nosocomi di Castelfranco e Montebelluna, dove è morta la scorsa settimana. Una lesione che potrebbe aver aggravato una condizione già problematica. Un crollo fisiologico che non le ha lasciato scampo. I familiari dell'86enne hanno presentato un esposto per sapere la verità sull'incidente e le cause che hanno portato al decesso della loro cara. La procura ha quindi aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il pubblico ministero Giulia Rizzo ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. L'esame autoptico affidato all'anatomopatologo Alberto Furlanetto è stato eseguito nelle scorse ore, ma non avrebbe dato un esito definitivo. Per saperne di più bisognerà attendere gli accertamenti che verranno eseguiti anche sulle cartelle mediche dell'anziana affetta da molteplici patologie. L'incidente di cui è rimasta vittima la donna era avvenuto a giugno di quest'anno. Il trauma alla gamba con il tempo era guarito, ma la donna avrebbe subito uno scompenso fisiologico che l'avrebbe portata alla morte. Andiamo adesso da Chiara Gaiani a Este per la morte della donna, vi dicevo, annegata in un laghetto da pesca, era a spasso con il suo cane, si indaga per istigazione a suicidio. Ci racconta tutto Chiara Gaiani in diretta. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Andrea Benetti siamo qui a Deserto d'Este, una frazione appunto del comune. Alle mie spalle lo vedete, il laghetto all'interno di questa oasi, un laghetto sportivo che in questo momento è chiuso anche perché le piogge dei giorni scorsi, che erano già state abbondanti anche nella scorsa settimana, avevano fatto alzare notevolmente il livello. Anche questo, l'innalzamento del livello delle acque è all'esame degli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Rossella Zanin, 59 anni, avvenuta nel pomeriggio di domenica. Come dicevi tu, era qui a passeggiare con il suo cane in compagnia del fidanzato. Si era allontanata dal fidanzato che stava parlando con alcuni pescatori proprio per far fare una sgambata al cagnolino. Dal fidanzato poi è tornato il cagnolino, ma non la donna, che è stata ritrovata proprio nelle acque
acque del laghetto senza vita, nonostante i tentativi di rianimazione fatti dal fidanzato stesso e poi anche dai sanitari del SUEM 118. Con lui, con l'uomo, ci abbiamo anche parlato proprio venendo qui. Lui ha detto che preferisce non parlare in questo momento. Abbiamo sentito una voce anche sconvolta. La Procura di Rovigo ieri ha annunciato di aver aperto Rovigo perché è competente per territorio, di aver aperto un fascicolo in cui si indaga per istigazione al suicidio per poter prevedere agli accertamenti che stabiliscono qual è la causa della morte di questa donna. L'orario, le motivazioni, ovviamente il medico legale ha parlato già di annegamento, ma ci sono ancora dei punti da chiarire su questo. L'esame autoptico, l'incarico sarà conferito lunedì al medico legale e poi sarà eseguito. Da qui davvero molte domande, una vicenda che si sta trascinando da qualche giorno, che è davvero molto dolorosa anche per tutta la comunità. Questa è una zona tra l'altro davvero bellissima dal punto di vista naturalistico. Direi che per ora è tutto, ovviamente se ci sono e se ci fossero altri aggiornamenti ti restituisco la linea. Grazie molte a Chiara Gaiani e ad Andrea Benetti, credo che sia con lei. Tanto la Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per un altro caso analogo per istigazione a suicidio, disponendo l'autopsia sul corpo della quarantenne trovata morta lungo il Po nel comune di Crispino domenica scorsa. Il gesto estremo potrebbe essere seguito a una truffa perpetrata da ignoti. L'allontanamento volontario della donna di origine congolese residente a Cerea nel Veronese era stato denunciato dal marito il 14 ottobre scorso. Il 15 ottobre erano stati rinvenuti alcuni suoi effetti personali nell'area golenale di Occhiobello. Lunedì prossimo, ha fatto sapere la procuratrice capo Manuela Fasolato, sarà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia al fine di accertare la causa e l'ora del decesso. Tragico incidente di Vigonza dove ha perso la vita un 77enne travolto dal rimorchio di un mezzo pesante carico di ritagli di carta. La polizia locale è al lavoro per capire quali siano state le cause. Tutto è accaduto in un attimo. Il camion fa la rotatoria diretto a Padova, Renzo Fornè in scooter travolto dal rimorchio che si stacca e dal suo carico di ritagli di carta. Una tragedia quella che si è consumata davanti agli occhi di numerosi testimoni poco prima delle 10 di mercoledì lungo la regionale 11 a Vigonza. È successo, non so cosa, come mai si è staccato o era staccato male o non lo so. Ha visto scendere l'autista dal camion? Sì, poi scende l'autista, ma... Disperato? Sì, era disperato, ma purtroppo non poteva fare niente. La polizia locale di Vigonza è da 24 ore al lavoro per stabilire cosa sia accaduto, dopo aver completato i rilievi eseguiti per quasi 4 ore lungo la strada rimasta chiusa. La vittima viveva a Vigonza. Renzo Fornè aveva 77 anni e da tempo era in pensione, dopo aver lavorato come magazziniere. Lascia la moglie e 3 figli. L'autista del mezzo pesante, un uomo di 46 anni di Martellago, rischia una denuncia per omicidio colposo. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. Sarà la procura adesso a stabilire se procedere o meno con l'autopsia e valutare quali accertamenti predisporre. C'è da capire come mai il pesante rimorchio si sia staccato dalla motrice rovesciandosi sull'asfalto. Domande che per ora non hanno una risposta. E va verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura di Padova sulla morte in tangenziale per incidente di Pierpaolo Salmaso, 43enne di Ponte San Nicolò. L'incidente era accaduto verso la mezzanotte del 15 giugno in Corso Argentina, lungo la tangenziale di Padova. Qui aveva perso la vita Pierpaolo Salmaso, 43 anni, residente a Ponte San Nicolò. L'uomo era alla guida della sua moto quando aveva perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada, mentre sul posto transitava un'Audi guidata da un veneziano accusato di omicidio stradale. Il fascicolo aperto dalla Procura di Padova va però verso l'archiviazione. Le indagini condotte dalla polizia locale e i risultati delle perizie tecniche avrebbero evidenziato uno stato di alterazione del motociclista in viaggio su strada a una velocità maggiore rispetto al limite consentito nel tratto di 90 km/h.
Io Francesco Rattai, oggi in regia Andrea Basso e Italo Morau. Ci saranno i funerali oggi alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Cessalto, i funerali di Davide Lorenzon, il 22enne morto sabato a 2 settimane di distanza dal drammatico schianto frontale lungo via Argine a Salgareda tra la sua auto e quella condotta da un 23enne di Oderzo. Il feretro arriverà dall'ospedale di Treviso. I genitori Pamela e Walter hanno scelto per l'epigrafe le parole di Francesco Guccini: vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, vogliamo pensare che ancora ci ascolti, che come allora sorridi. In 2 sul monopattino sono stati fermati dagli agenti, mezzo sequestrato e cittadino irregolare denunciato per ricettazione. Sentiamo Luisa Bertini. Intercettati dalla polizia locale dei Castelli a Montecchio Maggiore mentre andavano in 2 sul monopattino. Dopo averli fermati, gli agenti hanno constatato che il mezzo elettrico presentava la matricola e il numero di identificazione del produttore abrasi e riverniciati, con l'intento di renderli illeggibili. Gli approfondimenti hanno poi rivelato che il veicolo era in possesso del passeggero, cittadino di origine tunisina senza fissa dimora e senza i requisiti di soggiorno in Italia, che lo aveva dato in uso alla conducente per una prova su strada finalizzata a un'eventuale vendita. L'uomo non è però stato in grado di fornire una spiegazione sulla provenienza del monopattino, che perciò è stato sequestrato dalla pattuglia. È stato denunciato per l'ipotesi di reato di ricettazione e per la sua irregolare condizione di permanenza sul territorio nazionale. La conducente invece è stata sanzionata per il trasporto di un'altra persona sul monopattino in violazione del codice della strada. Nella stessa giornata gli agenti della polizia locale dei Castelli hanno fermato un cittadino ghanese alla guida senza aver mai conseguito la patente. Per lui è scattata la multa di 5.100 euro. Servizio di Luisa Bertini, un diverbio tra 2 famiglie per una serie di multe non pagate, prima le parole e poi gli spari. Ora il pubblico ministero a Padova chiede 8 anni per l'uomo che ha esploso i colpi. Il pubblico ministero Benedetto Roberti ha chiesto 8 anni in rito abbreviato per Daniel Rizzetto per gli spari contro un'auto a Cittadella il 7 ottobre del 2023. Gli vengono contestati reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma. A stabilire la pena il prossimo 27 novembre sarà il giudice per le indagini preliminari Claudio Marassi. Per gli altri indagati l'accusa invece è di rissa. Alle 12:15 del 7 ottobre del 23 vengono segnalati ai carabinieri di Cittadella spari in via San Leopoldo nella città murata. Arrivati sul posto i militari hanno trovato 3 bossoli e un coltello. Dalle indagini si è ricostruito che i colpi di pistola erano stati esplosi contro un'auto nella quale si trovavano 4 persone, 3 uomini e una donna, tutte di origine Sinti. Stavano arrivando a Borgo Treviso per chiarire con la famiglia cittadellese una vicenda legata a delle multe non pagate su un'autovettura in loro possesso. Dalle parole però si è passati ai fatti, prima pugni e schiaffi, poi i 4 si sono rifugiati nella loro vettura. Rizzetto allora avrebbe esploso 4 colpi, di cui uno ha centrato la macchina. Per fine novembre si attende la sentenza del giudice. Interrogatorio di garanzia dei 2 imprenditori padre e figlio che sono stati accusati dell'attentato incendiario di Vigonza. Hanno scelto il silenzio Silvano e Teo Arcolin, padre e figlio di 67 e 35 anni, i 2 imprenditori agli arresti domiciliari da sabato, accusati di atti persecutori e incendi per i roghi dolosi avvenuti negli ultimi mesi in via Rigato a Vigonza. Un'escalation di minacce che avrebbe coinvolto anche il sindaco del comune Gianmaria Boscaro, per il quale l'autorità giudiziaria ha disposto la sorveglianza notturna delle forze dell'ordine con i carabinieri che continuano a presidiare l'abitazione. Una vicenda che aveva tenuto per mesi con il fiato sospeso la comunità a causa di un terreno acquistato dall'azienda degli imprenditori, su cui era stato in seguito ravvisato prima un abuso edilizio seguito da un esproprio.
A inizio anno in via Rigato, prima l'incendio della legnaia e dell'abitazione del capotecnico comunale, a maggio poi l'incendio delle auto di famiglia dello stesso. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorsi a rischiare era stata una famiglia con figli piccoli a cui era stata incendiata la villetta di nuova costruzione. Il sospetto che dietro questi attentati ci fossero i due ha accelerato le indagini dei carabinieri coordinati dalla procura, mesi e mesi di intercettazioni e la paura che simili gesti si potessero ripetere hanno portato la procura a chiedere l'arresto di due imprenditori che in una delle intercettazioni si sarebbero interessati anche all'auto del sindaco di Vigonza. Il GIP ha deciso per i domiciliari. Per ora gli imprenditori non hanno parlato. Non è escluso che vogliano chiarire la loro posizione in vista di un eventuale ricorso al Tribunale del riesame. Truffe agli anziani e purtroppo ce ne sono troppe. Inseguimento dei carabinieri lungo le vie di Riese Pio X, l'auto dei malviventi è stata intercettata, ha sfondato le barriere del casello della Pedemontana Veneta ed è riuscita a dileguarsi. L'auto dei malviventi, già segnalata in altre province per aver messo a segno truffa ai danni degli anziani, è stata intercettata dai carabinieri di Castelfranco nei pressi del casello della Pedemontana Veneta a Riese Pio X. I militari dell'Arma stavano operando in un servizio mirato al contrasto di questi reati quando si sono trovati di fronte alla macchina, una Polo grigia con targhe clonate. I truffatori non si sono fermati all'alte dei carabinieri. L'automobilista ha premuto sull'acceleratore e si è dato alla fuga. Ne è nato uno spericolato inseguimento che si è concluso all'altezza del casello di Loria, dove i due sconosciuti, per sfuggire ai carabinieri, hanno sfondato la barriera e si sono dileguati. La prontezza dei militari dell'Arma ha messo in fuga i malintenzionati che altrimenti avrebbero fatto altre vittime nella Marca. L'appello delle forze dell'ordine è sempre lo stesso: non dare credito a sconosciuti che millantano di parlare per conto di carabinieri e di segnalare ogni caso sospetto. Proprio di queste ore due tentate truffe, la prima a Treviso con la solita telefonata che annunciava un finto incidente del quale sarebbe rimasto vittima il figlio, e la seconda a Quinto con falsi tecnici che millantavano una fuga di gas nelle tubature dell'acqua e chiedevano di entrare in casa. Fortunatamente in entrambi i casi le vittime non sono cadute nella trappola. Si sta discutendo moltissimo di come fare arrivare nelle nostre imprese manodopera straniera, perché davvero c'è una grossa carenza di personale, quindi gli imprenditori sono a caccia di lavoratori e si sta cercando anche di inserire dei migranti che siano però qualificati. Vediamo, andiamo per questo a Vicenza, sentiamo. Siamo insieme a Mariano Rigotto, presidente di Apindustria Confimi Vicenza, per un importante progetto che riguarda l'inserimento lavorativo di richiedenti asilo. Giunto alla seconda edizione, ha riguardato 10 giovani che sono stati formati al mestiere di saldatori, 8 dei quali in vista di impiego. Qual è l'importanza di questa formazione in un territorio produttivo come il Vicentino? Ma guardi, la glaciazione demografica e la sollecitazione dei nostri associati ci ha permesso di progettare questi 2 corsi per richiedenti asilo, proprio per andare incontro alle esigenze delle imprese che non riescono più a trovare personale specializzato. Abbiamo quindi, assieme a Caritas e Diaconia e insieme all'Istituto San Gaetano, con il contributo di Camera di Commercio e Banca delle Terre Venete, siamo riusciti a perfezionare questi 2 corsi sperimentali che ci danno la possibilità di verificare se questo può essere una buona pratica per il futuro. Ecco, una buona pratica che nel territorio vicentino potrebbe riguardare un bacino di 1200 richiedenti asilo. Qual è l'importanza per le imprese di manodopera? Guardi, nonostante la situazione complicata, i dati di Camera e Commercio ci dicono che comunque c'è molta richiesta comunque di personale e quindi questa soluzione può essere una delle vie possibili per il futuro. La prefettura ci dice che ci sono circa 1200 ragazzi qui nel territorio, perché non sfruttare questa situazione? E
tramutare quello che spesso viene percepito come un problema, trasformarlo in un'opportunità per le imprese e per la società. Tra l'altro di questi ragazzi che hanno partecipato al corso, già 8 sono in vista di un contratto, no? Del primo corso di 10 partecipanti che è terminato a giugno, dei 10 partecipanti 7 sono al posto di lavoro continuativo. Ecco, avete sentito i risultati di quello che è un corso, una sperimentazione tra le prime in Italia. Grazie molto a Luisa Bertini e a Simone Squarcina per la parte tecnica. Adesso andiamo in diretta a Spresiano, dove c'è stata una raffica di furti. I residenti sono esasperati, in preda alla rabbia, e dicono: adesso ci armiamo tutti. Andiamo in diretta da Christian Arboi. Sì, direttore, buongiorno da Spresiano, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Siamo ritornati in un'abitazione in particolare in via Cristoforo Colombo, proprio alle porte di Spresiano, vicino alla stazione. Un'abitazione colpita nella serata di venerdì, violentemente colpita perché è stata un'effrazione particolarmente violenta proprio nei modi, nelle tempistiche. Qui con me c'è Ornella Sarais, che è la proprietaria di casa, il marito Franco Carta e anche un'amica di famiglia che in questi giorni è qui in vacanza e che ha condiviso questa brutta avventura, la signora Giovanna Pintus. Allora, il furto venerdì. Noi sabato abbiamo raccolto la vostra disperazione, la vostra angoscia. Oggi possiamo raccontare anche un risvolto positivo, perché parte della refurtiva è stata recuperata. Dove, signora? Allora, praticamente mi hanno chiamato i carabinieri di Spresiano, che ringrazio tanto, di presentarmi al distretto, che hanno usato una federa ricamata per mettere dentro tutta la rifurtiva rosa. Questa federa è stata ritrovata a Maserata dentro un fosso, vicino a un fosso. Mi hanno chiamato e sono andata dalla gioia. Diciamo, è bello far sapere anche le cose belle quando succedono, non solo le negatività. Quindi spariti gioielli e gli ori completamente dileguati, però c'erano questi, diciamo così, questa bigiotteria comunque dal valore anche affettivo. D'argento, tanti ricordi di famiglia, diciamo. Queste cose sono state ritrovate, anche fotografie dei bambini che avevano preso, pensi un po' che dolore, tanto dolore e paura tuttora adesso di stare a casa, paura del buio, paura di tante cose. Diciamo che da 5 giorni lei non dorme. Sì, faccio fatica a dormire, sto prendendo delle gocce molto pesanti per cercare di dormire e non è una bella situazione. Senta signora, ci mostra questi... Allora, tra le cose ritrovate ci sono queste che sono dell'artigianato sardo, però anche una collanina con l'albero della vita con gli orecchini in argento che mi avevano regalato i miei figli per la festa della mamma. Ricordi, più che altro ricordi, cioè entrare in una casa, violare la privacy di questa famiglia, che siamo una famiglia semplice, non abbiamo robe di valore, anzi se ne avevano in più potevano lasciarne qualcosa, magari qualche biglietto da 100 euro, qualcosa potevano lasciarlo, però violare la privacy, l'intimità di questa famiglia, cioè è tristissimo, veramente. Senta, però lei signora dice anche una cosa specifica: noi ci stiamo armando, sì, noi ci stiamo, logicamente nella paura stiamo cercando di tutelarci, cercando di anche sì armarci, perché no, mettere delle videocamere, qualcosa faremo, perché vogliamo dormire tranquilli, non abbiamo mai fatto male a nessuno e non permettiamo a nessuno di farci del male, questo ci tenevo. State correndo i ripari. Sì. Ringrazio i carabinieri, ringrazio di Spresiano che sono gentilissimi, ringrazio tutti gli amici che si sono fatti sentire, perché a volte quando non hai nessuno, noi non siamo di qua, non abbiamo parenti, non abbiamo nessuno. Anche una telefonata, anche un messaggino ti rincuora sapere. Avete sentito quindi un solidarietà? Sì, il calore degli amici più cari, grazie. Grazie a lei signor Ornella. Signor Franco, ecco, sua moglie dice una cosa specifica, noi qui dobbiamo difenderci in qualche maniera, ci armiamo. Certo,
Certo, visto che la legge non ci protegge, visto che la legge è a favore di delinquenti, di grandissimi bastardi, dobbiamo dire così, visto che poi anche i carabinieri, polizia, Poletti, anche loro, io dico anche lì Poletti, fanno il possibile per cercare di bloccarli, ma sono pochi e questi qui sono troppi. Le città sono grandi, i paesi sono grandi. E poi anche se li prendono, trovi il giudice di parte che li difende, che li fa uscire il giorno dopo. Allora io dico a questi carabinieri e a queste polizie, lasciateli un po' a noi. Chiudete un occhio ogni tanto, potete finire di non arrivare in tempo, che qualcuno deve essere bastonato come Dio comanda, ma bastonato che non cammini più però. Ed è pentissimo di stare in questa casa qua, non in questa casa, nella casa degli italiani. Come quel ragazzo che hanno ucciso con una coltellata per 2 cuffiette, quel ragazzo là non deve essere difeso, quello deve essere buttato in carcere e deve rimanere in carcere. Per non dire che... Dopo 5 giorni da quel furto le resta molta rabbia, molta esasperazione. Sì, io sono tanto arrabbiato. Come sei razzista, sono diventato razzista, certo. Perché se tu vieni in Italia e vieni per lavorare, ti comporti bene, sei ben accolto, ma se vieni qua per fare il bastardo, per fare il delinquente in Italia, non serve, ce ne sono già abbastanza delinquenti in Italia. E lei dice, arrivati a un certo punto bisogna farsi giustizia da sé. Sì. Se arrivo a casa con un fucile in mano, lo trovo dentro casa, tu me lo punti e ti sparo, punto. Ok? Perché prima che tu spari a me, io sparo a te. Venerdì sera lei non se li è trovati di fronte, no, fortunatamente. Io non ero a casa, però loro erano preparati per difendersi. Perché sul letto avete trovato... Certo, comunque... e qua c'è una scure, quella che uso per spaccare la linea io. Che se dovessero entrare quel cancello là e loro stavano uscendo, stavano per cercare di entrare, loro allungavano la mano e erano già armati, mentre io un attimo di stupore rimango un attimo, anche se sono 2 secondi, per loro è più che sufficiente per darmelo in testa. Quindi tu puoi abbassarmi, tu puoi farmi male e io non posso difendere in casa mia, nella mia terra, non esiste da nessuna parte, né in Germania, né in Francia, né in Spagna. Guarda, vai in America. In America hai il diritto di spararti e vai in casa loro, anzi nel giardino ti sparano, non in casa loro, nel giardino ti sparano, qua no. Dobbiamo difenderli. Questo grazie anche alla signora Boldrini, che può andare a farsi impiccare, dico io. Allora, la sua esasperazione è comprensibile dopo quello che le è accaduto, signor Franco. Lei ha condiviso questo suo pensiero con i vicini di casa? Io parlo con lavoro, ma il vicino di casa non ho ancora parlato con nessuno, sinceramente. Però anni fa ho parlato con un signore che abita e lui ha subito 3 volte ha cercato di entrare in casa e lui mi ha detto proprio, lui va a caccia a fucili e ha detto se io lo trovo davanti io gli sparo, ma non gli sparo, io gli sparo al petto. Allora, quindi, mi scusi se ripeto, quindi questo è il mio pensiero di difenderci, non sono l'unico, sono in tanti, hai capito? Sono in tanti, allora deve fare una legge che dica quando uno entra in casa di un altro il proprietario ha diritto di difendersi, non dico di ammazzarlo ma di difendersi. È giusto che lui difenda la sua casa, la sua moglie, i suoi figli, la sua proprietà, è giusto? Quindi estendere le maglie della legittima difesa, diciamo. Porco mondo, e come anche? Allora, c'è anche la signora Giovanna Pintus. Lei, signora Giovanna, è ospite qui in casa dei signori Franco e Ornella da qualche giorno e ha condiviso questa brutta avventura. Lei venerdì sera è rientrata in casa con la signora Ornella e ha trovato la devastazione. Sì, assolutamente sì. E cosa dire? Devastazione, vedere le cose, devastazione dentro, perché si pensa subito a qualcuno che ha invaso la tua privacy, toccato le tue cose, perché apri i comodi, tira fuori tutto, foto, documenti, vestiti, e saliti sul letto, cioè è qualcosa di devastante anche quello. Che... Tra l'altro venerdì, quando è entrata in casa e ha visto la luce accesa al piano di sopra, mi ha raccontato prima, lei ha preso un coltello. Sì, ma l'ho preso così perché è una cosa d'istinto, di difendersi, perché dico io non so se ci sono o non ci sono, almeno vedono che ho qualcosa in mano e magari non so, come ho detto prima, io speravo che non ci fosse nessuno naturalmente, però è un senso di che si fa così automaticamente per difendersi, perché questo noi non possiamo difenderci, allora magari giusto per, come dire, magari fargli paura, che ne so, ti vedono con qualcosa in mano, magari partono da una parte e dall'altra, certo non mi sarei messa in mezzo, questo è poco ma sicuro, però mi è sembrato in quel momento di fare una cosa, diciamo, giusta, ecco.
Ecco, nella refurtiva recuperata lei allora aveva acquistato da poco 2 orecchini e gli orecchini sono stati rubati, trafugati. Ha recuperato nella refurtiva appunto ritrovata a Macerata. In mezzo all'argento ho ritrovato una catenina tipo questa, meno è più grossa e ha delle perline in argento con un cuoricino, non so che pietra sia, non me lo ricordo neanche più. Diciamo quello l'ha ritrovato? Sì, solo quello. Sì. Poi il resto, vabbè, gli anelli ce li avevo alle dita e poi per fortuna che io avevo anche un altro paio di orecchini, quelli mi avrebbe fatto del male veramente, che costano lunghi, però quella scatola non so perché ce l'avevo messa nella mia borsa. E quindi non hanno trovato. Sono andata subito a vedere, non trovavo la scatola, invece poi l'ho trovata lì, quelli non li hanno toccati. Non hanno frugato le cose più, i cofanetti che c'erano sul comò, i cofanetti e scatoline che si tengono sempre nei cassetti dei comò, hanno preso tutto quello che era. Allora, fatto tutto. Signora Giovanna, grazie per questa sua testimonianza, grazie soprattutto signora Franco anche per averci appunto accolto questa mattina e raccontare i risvolti di questo furto particolarmente violento avvenuto nella serata di venerdì e chiaramente queste ferite che sono ancora da rimarginare, perché di questo tanta rabbia e nella rabbia uno non vede quello che fa, capisce? Perché uno investe uno perché è distratto, perché per sbaglio, perché attraversa la strada e non paia le maniche, ma quando uno reagisce perché c'è rabbia non si ferma, io non mi fermo, capisce? Signor Franco, grazie davvero, grazie. Direttore, con Nicoletta Rizzetto da Spresiano ti restituisco la linea. Grazie molte, è davvero una testimonianza importante, lo stato d'animo di tantissimi cittadini che sentono di avere il diritto di difendersi in qualsiasi occasione. Purtroppo in Veneto abbiamo già avuto dei casi di persone che si sono difese come Walter Onichini o Graziano Stacchi, sono finite sotto processo, Onichini addirittura in carcere per aver ferito un ladro che poi è scappato ed è ancora libero come l'aria. E c'è stato un allarme in chat e la mobilitazione dei vicini di casa che hanno fatto fuggire i malviventi. A Pianzano è successo, 3 banditi su un'auto rubata sono stati sorpresi da una ronda del controllo di vicinato. 2 persone erano entrate nella nostra abitazione. Ore 20:45 di sabato, 2 malviventi irrompono in un'abitazione a Pianzano di Godega di Sant'Urbano. Jessica Dal Possa, a cena in un ristorante con la famiglia, si accorge in tempo reale del furto grazie all'allarme e al sistema di videosorveglianza. Ho allertato subito i carabinieri immediatamente e successivamente ho inviato un audio al nostro gruppo di controllo del vicinato. La banda di 3 ladri professionisti che ha colpito ancora una volta Pianzano ha sottovalutato la reazione dei cittadini organizzati sui social media tramite il gruppo di vigilanza denominato Zona Sorveglianza 2. Immediatamente un cittadino si è attivato per perlustrare la via, scoprendo poco lontano un uomo in atteggiamento sospetto. Ha visto che c'era questo ragazzo che faceva da palo, ha capito subito e ha girato la macchina e si è messo proprio di traverso in modo da bloccarlo definitivamente. Il ladro che faceva da palo è fuggito nei campi, avvisando i 2 complici di scappare tramite walkie-talkie. Nonostante le pattuglie dei carabinieri si siano immediatamente mobilitate, non sono riuscite ad acciuffarli. Tuttavia alcuni militari si sono recati in via dei Mille, dove hanno sequestrato l'auto dei banditi, un Opel Insignia. Aprendo il bagagliaio del veicolo, che si è rivelato rubato in Lombardia, hanno trovato un vero e proprio tesoro di refurtiva, oltre a strumenti da scasso. Sono state ritrovate refurtive di altre famiglie, c'erano dentro delle borse, dei contanti, ma soprattutto c'erano tutti oggetti di scasso, c'erano flessibili, piedi di porco, martelli. Da alcuni anni Pianzano è presa d'assalto dai ladri specializzati in furti in abitazione. Sono già 2 anni che in questo periodo siamo bersagliati dai ladri, perché effettivamente ogni settimana minimo fanno sempre dalle 2 alle /3 case. Franca, la mamma di Jessica, che vive accanto, ci confida non è un bel vivere. Perché si pensa sempre a un rumore che si sente. Fortunatamente ci sono le ronde. Sì, grazie a loro. Si vive un po' meglio. Sì.
L'intervento tempestivo dei cittadini, grazie al controllo di vicinato, ha permesso di mettere fine alla scorribanda dei ladri. Essere tutti assieme, sostenendoci a vicenda, possiamo migliorare il nostro quartiere, ma soprattutto il nostro paese. Il servizio di Nicola ha marcato davvero, non si può andare avanti così, no? Non si può andare avanti così, anche perché nel mirino dei ladri non ci sono solo abitazioni, imprese, ma addirittura farmacie e ristoranti. Da poco passata all'1:30 di notte l'uomo si avvicina all'entrata del ristorante La Dolce Vita. Travisato in volto, cappuccio in testa, si nasconde tra le piante adiacenti l'ingresso. Aspetta qualche secondo, accertandosi che intorno non ci sia nessuno, e forza la porta del locale. Si fa strada verso il registratore di cassa rubando il cassetto contenente 300 euro e fugge a piedi con l'incasso. È la ricostruzione della dinamica del furto messo a segno la notte tra lunedì e martedì a Silea in via Sile. A dare l'allarme i ranger, dai quali il ristorante è sorvegliato. Immediato l'arrivo del titolare sul posto insieme ai carabinieri che grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza stanno cercando di risalire all'identità del ladro. Si tratta probabilmente dello stesso che poco prima aveva colpito alla farmacia internazionale di via Treviso a circa 1 chilometro di distanza. Forzata una porta antipanico, ma una volta dentro il malvivente è stato messo in fuga dall'allarme interno che ha cominciato a suonare. Sui 2 furti indagano i carabinieri. Servizio di Edi Caliman e la sicurezza in città, e parliamo di Vicenza dove aumenta il degrado, farmacie e tabaccai sono in trincea. In prefettura hanno firmato un protocollo anticriminalità grazie a telecamere in rete con le forze dell'ordine. Più telecamere in rete direttamente collegate con le forze dell'ordine nelle farmacie e nelle tabaccherie vicentine. In sostanza è questo il contenuto del protocollo anticriminalità elaborato dalla prefettura e firmato oggi dai rappresentanti delle rispettive categorie. Il ripetersi a livello nazionale di episodi drammatici hanno spinto ad investire ulteriormente nella prevenzione. Il collegamento diretto, quindi sia in chiave preventiva, utilissimo come abbiamo già sperimentato in passato, ma soprattutto per favorire anche le attività investigative al momento della commissione dell'atto delittuoso. Ho registrato un forte interesse da parte dei 2 presidenti di Feder Tabacchi e di Federfarma, che hanno preso l'impegno, hanno assunto l'impegno di sensibilizzare i propri associati perché si possa addivenire alla realizzazione di questi sistemi che, ricordo, vengono realizzati proprio all'esterno dell'attività commerciale. Elemento nodale del nuovo protocollo, l'uso delle immagini registrate dagli occhi elettronici. I vincoli sulla privacy che prima bloccavano di fatto arresti e incriminazioni, ora sono stati superati. Il rinnovo di questo protocollo firmato ci garantisce una sicurezza maggiore. Ecco, lei che cosa mette in evidenza, soprattutto di cosa è particolarmente soddisfatto, orgoglioso e cosa resta da fare? Della sensibilità e dell'attenzione dimostrata dal prefetto e dalle forze dell'ordine, l'attenzione che dimostrano alla nostra categoria. Quello che c'è da fare, più si migliora meglio è, è un punto di partenza, questo non è un punto di arrivo. Nel protocollo è indicato già un provider di questo tipo di videosorveglianza che è certificato su quelli che sono tutti i formalismi riguardo anche alle privacy e quant'altro, in modo tale che renda più snello e agevole anche il percorso di utilizzo di questi materiali, affinché possano effettivamente intanto sgravare il titolare dell'attività di quelle che sono le responsabilità legate a questo, ma contemporaneamente accelerare tutti i percorsi di utilizzo di materiali eventualmente acquisiti da parte delle forze dell'ordine. Questo è realmente un passo avanti. Penso proprio di sì, ce lo auguriamo. E Daniele Garbina a Vicenza è andato proprio a sentire le vittime di queste intrusioni, di questi reati, farmacisti e tabaccai. Sentite un po' il rischio? Molto rischio, molto rischio. E se viene qualcuno ho anche l'arma pronta. Che mostro? Un'immagine che vale 1000 parole e che fotografa lo stato d'animo con cui quotidianamente lavorano tabaccai e farmacisti, 2 categorie professionali che pur diverse sono accomunate ultimamente dalla stessa condizione, lavorare in trincea. Esatto, noi essendo come categoria tabaccai abbiamo proprio bisogno di essere tutelati e di avere una tutela, avere più sicurezza anche maneggiando tanti contanti, appunto,
non ci sentiamo sicuri in questo caso. Anche abbiamo subito vari furti e abbiamo anche denunciato, però non abbiamo trovato comunque una risposta. Non nascondo che io ho sempre lo spray antiaggressione in mano, a volte anche qualcos'altro, perché non sono mai tranquilla. Con le telecamere a volte vediamo anche chi sono, a volte sono persone italiane, a volte di colore. A volte io ho fatto la denuncia, a volte ho perso anche la fiducia di farla, perché purtroppo per farla ci vuole molto tempo e poi in realtà non succede nulla. Come il caso di Milano, che diciamo il povero tabaccaio barista che era si ritrova dei malviventi dentro, cerca di difendere la sua proprietà, però giustamente e poi a chi viene data la colpa viene data a chi si è difeso, non al malvivente che doveva essere, diciamo, punito e portato indietro. Invece abbiamo queste situazioni. Il personale maggior parte è femminile, per cui insomma un'attenzione anche alla chiusura serale, a quello che gira intorno alle ore serali, ai personaggi che girano appunto nel quartiere. Sì, direi che ci dovrebbe essere un attimo di controllo in più. Se a noi ci dovesse venire un malvivente, noi non sappiamo come reagire, perché poi siamo dalla parte del torto facendo qualsiasi cosa. Non siamo tutelati. C'è bisogno quindi di tutela assolutamente e sicurezza, perché non si hanno controlli. Anche in centro, mio fratello alla tabaccheria, non passa nessuno e se c'è la ragazza che lavora lì non si sente per niente sicura. E il sindaco Luigi Brugnaro è tornato a Mestre, nella zona di via Piave, sollecitato dalle proteste dei cittadini proprio per la mancanza di sicurezza, e ha partecipato a un nuovo sopralluogo notturno. Ladri nuovamente in azione a Mestre. Nella notte tra lunedì e martedì 2 le spaccate messe a segno. La prima in piazzetta Battisti all'angolo con piazza Ferretto, dove è stato lanciato un tombino contro la porta del negozio di articoli di bellezza per portare via solo un vecchio computer. La seconda in un bar di Favaro Veneto. Anche per questo il sindaco Brugnaro ha deciso di effettuare un altro sopralluogo serale, tornando in via Piave a Mestre, accompagnato tra gli altri dal comandante della polizia locale Agostini e gli assessori Pesce e Venturini, oltre a squadre antidroga e operatori di strada. Il primo cittadino ha ripercorso via Cappuccina e via Piave, poi nei pressi dei giardini ha incontrato alcuni residenti del quartiere. Abbiamo parlato soprattutto del degrado che c'è a Mestre. Riflettori puntati dunque sul degrado e zone di sporcizia con materassi ovunque, rete, sanitari da bagno. Io tutti i giorni passo a documentare l'abbandono delle immondizie, non le immondizie normali, ma diciamo gli ingombranti. Sì che è stata presa ieri sera una decisione anche su questo. Il sindaco ha incaricato la polizia locale, ha incaricato Veritas, ha dato disposizioni perché questo non succeda, perché purtroppo io lo documento tutti i giorni, ho mostrato le fotografie molto interessanti, probabilmente non le aveva viste ed è stata una cosa molto anche toccante. Dopo aver parlato con i residenti e toccato con mano la situazione, Brugnaro si è attivato. Ha chiamato tutti i suoi a vedere appunto tutto questo degrado che c'è e ha dato ordini anche ben precise sia alla polizia locale sia a Veritas di un comportamento che verrà tenuto appunto per evitare questi abbandoni. E sono in corso a Padova controlli nella città e una raffica di provvedimenti del questore dottor Odorisio, che ai nostri microfoni spiega anche la sua decisione di istituire i controlli in borghese nei parchi padovani. Attività di contrasto alle persone socialmente pericolose. In una settimana la Questura di Padova ha emesso 27 misure personali. 5 sono stati gli ammonimenti per violenza domestica, come nel caso di un 63enne residente nella cintura urbana, già indagato e arrestato per maltrattamenti e atti persecutori e lesioni personali. L'uomo è stato nuovamente denunciato per aver colpito con un calcio la moglie mentre si trovavano in strada a discutere. Una scena vista da molti testimoni che hanno allertato la polizia. Ammonimento anche per un
25enne della provincia, protagonista nelle ultime settimane di liti violente e aggressioni ai genitori. Altri 3 provvedimenti per altrettanti uomini violenti che avevano picchiato compagne ed ex fidanzate. 2 invece sono stati Daspo Willy, provvedimento che vieta l'accesso ai locali cittadini per 2 uomini, uno sorpreso a spacciare hashish ad un minorenne in piazza Gasparotto, l'altro perché autore di numerosi furti e rapine in città. 18 invece gli avvisi orali per persone ritenute socialmente pericolose identificate nel corso dei vari controlli in città. La questura di Padova infatti ha istituito un nuovo servizio mandando pattuglie in borghese a presidiare parchi per contrastare lo smercio di sostanza stupefacente. Però noi dobbiamo sapere ascoltare il territorio parla, ci giungono le segnalazioni e quindi sta a noi interpretare e dare quelle risposte che il territorio merita, e quindi avendo individuato e fatto alcuni interventi proprio bloccando spacciatori in queste aree che sono frequentate poi appunto dalle mamme e dai ragazzini, quindi proprio abbiamo istituito quindi la squadra mobile ma anche le volanti, anche dei servizi dedicati a contrastare questo fenomeno e a prevenire questo fenomeno proprio nelle aree sensibili quali sono i parchi cittadini. Una decisione che ha ricevuto il plauso del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Servizio di Valentina Visentin, ladri di trote in azione, non si salvano neanche le trote, 3 furti ripetuti in una sola sera, è stato preso di mira l'allevamento di via Bibano a Treviso, non il primo colpo subito dall'azienda di Emanuele Durigon, tutti con la stessa tecnica. Prima l'avvelenamento dei cani, anche questo davvero un fatto di una gravità enorme, con il veleno per topi. Quindi questi avvelenano prima i cani e poi le irruzioni. Il titolare anche qui esasperato dice adesso passo alle denunce. Vedi che sta guardando, vedi sta guardando qualcosa. I ragazzi che dormono là mi hanno avvisato che i cani abbaiavano e io ho guardato le telecamere, ho visto persone che sono entrate, ho chiamato i carabinieri, nel frattempo sono arrivati loro, 2 minuti prima di me, sono andato, ho preso la macchina e sono andato là. E abbiamo trovato tutti i mezzi che portavano via il guadino, dei naili e le scale che loro servivano per fare il passaggio della rete. Una doppia scala, una appoggiata all'altra per facilitare la salita e la discesa e rendere agevole scavalcare la recinzione dell'allevamento di trote di via Bibano tra Treviso e Carbonera. Col guadino le prendevano, le facevano morire, mettevano sul zaino e poi le portavano di là dalla rete. 2 o 3 giri, come ho capito, non so quanta roba, 20 kg a volta, 30, non si sa. 3 irruzioni in una sola sera, ma l'allevamento da quando circa 1 anno e mezzo fa è stato rilevato dal titolare ha subito moltissimi furti di trote, tutti con la stessa dinamica. Prima l'avvelenamento dei pastori maremmani che vigilano il luogo, qualche giorno prima dei colpi con del veleno per topi, poi le visite armati di ogni strumento necessario per la cattura dei pesci. Tanti, e hanno avvelenato anche i cani. Uno siamo riusciti a recuperarlo perché abbiamo dato la vitamina K e adesso si è rimesso alla gamba un po' ancora zoppa. E dopo, ultimamente sarà 20 giorni fa, un mese, abbiamo dato anche l'altro e da poco abbiamo recintato, messo telecamere, luci, abbiamo cercato di poter fare meglio per salvaguardarci. Sembra non essere bastato. No, non serve. Se vogliono entrare, entrano lo stesso. Ora la denuncia ai carabinieri, a cui nelle prossime ore saranno consegnati anche i video delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il ladro in azione, insieme a quello risalente al furto dello scorso maggio, in cui si vede chiaramente un uomo posizionare prima dei teli di nylon a bordo delle vasche e poi piano piano pescare le trote e metterle nei sacchi. Dopo quantitativi così non è più per mangiare, per vendere, non so. Se sono amici, roba, perché i paesi dell'est consumano pesci di acqua dolce va tanto. Si cambiano tra di loro, cosa dobbiamo fare? Ucciderli noi? Non ci sono i carabinieri, si sanno già, non fare qualcosa, no? Vado di mezzo io, no? Non vale la pena. Servizio di Eddie Kaliman, di solito parliamo dell'altopiano di Asiago per le predazioni dei lupi, ma oggi è un fatto molto grave, un cacciatore che ha ferito il figlio.
Era dal 2012 che sull'altopiano dei 7 comuni non si verificava un incidente di caccia. Protagonisti sono padre e figlio, entrambi di Asiago, rispettivamente di 61 e 25 anni. Si trovavano nei boschi in zona Barental ed erano già sulla via del rientro dopo essere usciti di buon mattino. Il loro cane avrebbe segnalato la presenza di selvaggina ed entrambi si sono appostati preparando l'arma per colpire. Il padre, convinto di sparare alla preda, ha invece colpito il figlio con una scarica di pallini che lo ha investito in un'ampia zona del corpo dal torace alle cosce. Il 25enne infatti si sarebbe spostato dalla zona in cui il padre riteneva si trovasse. Essendo vicini alla vettura con cui erano arrivati a caccia, sono saliti entrambi arrivando di corsa all'ospedale di Asiago. Qui il personale sanitario del pronto soccorso ha estratto i pallini, medicando le ferite al giovane, che non sono state giudicate gravi. Per ulteriori controlli che escludessero altre lesioni e complicazioni, il 25enne è stato portato subito all'ospedale San Bassiano, dotato di strumentazioni più sofisticate per questo tipo di verifiche. Il ragazzo è stato quindi ricoverato per dare modo ai medici di tenere sotto controllo eventuali infezioni che dovessero svilupparsi. Il quadro clinico del 25enne appare complessivamente rassicurante, ma ora a rischiare è il padre, sul quale è stata aperta un'inchiesta. Servizio di Mirko Cavallin. E ora la storia, l'ennesima truffa, vittima una padovana di 87 anni. Subito dopo aver consegnato oro e denaro ad un finto avvocato, ha chiamato la polizia che ha bloccato il malvivente che ha recuperato tutto. Il racconto di quest'ora della figlia dell'anziana è il caso del mascalzone che avvicina una persona debole e le dice: guardi che suo figlio ha avuto un incidente e anche suo nipote, quindi ho bisogno di soldi per salvarli. Vediamo. Disavventura, ma per fortuna a lieto fine, per un 87enne padovana. Un uomo riesce a truffarla e a farsi consegnare denaro e gioielli per 70.000 euro, ma la polizia lo blocca e recupera tutta la refurtiva, riconsegnandola alla vittima. Lui è un italiano di 30 anni, si era presentato come avvocato e le aveva comunicato che il figlio aveva provocato un incidente stradale grave e che per essere scarcerato si doveva consegnare tutto l'oro disponibile. Quando ha realizzato immediatamente dopo di essere stata truffata, ha chiamato la sala operativa, sono andati gli agenti appunto della squadra mobile ed è stata lucida nel fornire, nonostante uno stato d'ansia, una descrizione particolareggiata della persona. Indagini rapidissime dei poliziotti e truffatore individuato a bordo di un treno partito da Padova e diretto a Napoli e bloccato a Roma Termini dalla Polfer. Nelle tasche aveva i gioielli estorti all'anziana che sono stati sequestrati e restituiti alla vittima. Il trauma emotivo però rimane, come ci conferma la figlia della signora. C'è una forte paura da parte di mia madre, è ancora scossa. E quindi l'esito felice che c'è stato, ringraziamo ancora la polizia, l'intervento, che peraltro anche umanamente sono stati veramente delle persone encomiabili. A questo si aggiunge comunque, soprattutto per le persone anziane che sono anche sole o comunque hanno bisogno di aiuto, l'impatto emotivo è veramente molto forte. Scatta una sorta, per pudore quasi diciamo, di timore o di vergogna a dirlo ai familiari, e talvolta possono verificarsi anche dei veri e gravi casi proprio anche di depressione. Sicuramente l'aver recuperato la refurtiva e l'aver ridato il sorriso ad una signora ripeto, che aveva subito questa disavventura, per noi questo ci gratifica molto. L'invito in questi casi è di prestare massima attenzione alle richieste di denaro insolite e di rivolgersi sempre, in caso di dubbi, alle forze dell'ordine. E ancora avete sentito il dottor Marco Dorisio, questore di Padova, una vita spesa a contrastare la criminalità, anche come capo della squadra mobile di Venezia qualche anno fa. Lo scorso luglio aveva sequestrato la donna con cui aveva avuto una breve relazione e il figlio di lei, un 33enne albanese, ha patteggiato 4 anni e 11 mesi di carcere.
Ha patteggiato una pena di 4 anni e 11 mesi e dovrà pagare una multa di 2.000 euro Ardair Tari, 33enne albanese, che lo scorso 5 luglio sequestrò per 5 ore una giovane donna con cui aveva avuto una breve relazione, suo figlio piccolo di appena 5 anni. La fuga in auto si era conclusa a Grigno dopo l'intervento dei carabinieri, che per ora avevano seguito l'uomo che aveva minacciato la giovane con un coltello dicendole che le avrebbe fatto fare la fine di Giulia Cecchettin. Ardair Tari inoltre era già stato in carcere per atti persecutori nei confronti della donna ed era uscito di prigione a maggio. A luglio però ha messo in atto il suo nuovo piano criminale, sequestrandola con il figlio. A dare l'allarme era stato proprio il marito della donna, che l'aveva chiamato e si era sospettito sentendo la sua voce terrorizzata. Domani si entra nel vivo del processo a Filippo Turetta per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ci sarà anche il papà di Giulia, Gino. È prevista un'edizione straordinaria di Antenna 3 a partire dalle 10. Verrà in aula e sarà pronto a rispondere a tutte le domande, anche per onorare la memoria di Giulia. Questo quanto aveva dichiarato l'avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, al termine della prima udienza lo scorso 23 settembre davanti alla Corte d'Assise di Venezia, presieduta dal giudice Stefano Manduzio. Il 22enne di Torreglia, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, quel giorno non era presente in aula, ma ci sarà il 25 e 28 ottobre per l'esame dell'imputato, come richiesto sia da parte della difesa che dal PM. Poi si tornerà in aula il 25 e 26 novembre per la discussione delle parti e il 3 dicembre dovrebbe essere l'ultima data per le possibili repliche e la sentenza. I giudici della Corte hanno accolto l'accordo delle parti, ossia l'acquisizione del fascicolo del PM e la richiesta di esame dall'imputato, dando così il consenso al processo lampo. Il PM Petroni ha deciso di fare a meno della lista dei testimoni, mentre l'avvocato di Turetta ha rinunciato all'esame della consulente medico-legale. Il 22enne rischia l'ergastolo. In aula ci sarà Gino Cecchettin, il papà di Giulia, presente anche alla prima udienza, al termine della quale ancora non aveva deciso se avrebbe presenziato o meno all'interrogatorio. I due si vedranno faccia a faccia per la prima volta dall'omicidio di Giulia, avvenuto lo scorso novembre nel parcheggio di Fossò. Il padre della ragazza ha sempre dichiarato di aver piena fiducia nelle istituzioni. Io non mi auguro nessun tipo di vendetta, nessun tipo di trattamento di favore. Quello che è previsto dalla legge e sono sicuro che la giuria, i giudici sapranno giudicare con correttezza. Quello che è successo lo sappiamo tutti, rinnova il mio dolore, perché sentire costantemente quanto è successo è rinnovare il mio dolore, ma ho piena fiducia nelle istituzioni. I legali della famiglia Cecchettin hanno chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro. L'udienza di venerdì 25 inizierà alle 9:30. Dalle 10 ci sarà una diretta straordinaria su Antenna 3 con ospiti in studio e collegamenti dal Tribunale di Venezia con i nostri inviati sul posto. Servizio Ilaria Marchiori, la diretta che partirà alle 10 su Antenna 3. Una notizia sulla prima pagina della Tribuna di Treviso: è morto il patron della cantina da Conegliano nel Mondo. Carpenè aveva 80 anni, era un imprenditore enologo notissimo, dagli inizi come operaio alla presidenza della Carpenè Malvolti. Le esperienze internazionali, gli incarichi istituzionali, le radici in famiglia e il passaggio alla quinta generazione, quindi un grande protagonista del settore vinicolo. Ancora la cronaca, è ancora aperto il giallo di Alex Marangon, che era stato ritrovato morto sul Piave dopo una seduta che si era svolta nell'abbazia di Vidor. Vediamo l'omicidio di Margherita Ceschin. Invece domani inizia il dibattimento, ma il processo rischia di sdoppiarsi. Lo stesso efferato delitto, 2 corti d'assise. Il delitto di Margherita Ceschin, trovata morta nella sua abitazione a Conegliano il 23 giugno dell'anno scorso, rischia di sdoppiarsi in 2 processi. Venerdì ci sarà in tribunale a Treviso la prima udienza per Renzo Lorenzone, l'ex marito ritenuto dagli inquirenti il mandante dell'omicidio, Sergio Lorenzo, uno dei killer, e Joan Maria Guzman, accusato di essere l'intermediario della banda. Restano fuori José Mateo Garcia, detenuto nel carcere di Belluno, l'altro esecutore materiale, e Candy Maria Rodriguez,
Un'altra intermediaria, nei loro confronti la Procura di Treviso ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio, ma le carte relative alla conclusione dell'inchiesta, secondo i loro legali, sarebbero incomplete. Mancano infatti le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e l'analisi dell'attività dei cellulari dei due indagati. Questo potrebbe far slittare l'udienza per loro due a non prima della fine dell'anno, con il rischio che sul caso Ceschin vengano celebrati 2 processi. Sarebbero stati fatti degli accertamenti illeciti sulla malattia ed è scoppiato il caso in un albergo di Abano Terme. 2 dipendenti si sono rivolti alla Fisascat CISL, che ha presentato un esposto denuncia ai carabinieri. In sostanza qualcuno avrebbe spiato i dipendenti in malattia. Vediamo. Ci sono due nostri iscritti che ci segnalano degli abusi sostanzialmente legati al fatto che dei colleghi inviati da, in questo caso il datore di lavoro, si sono recati presso le abitazioni, hanno suonato addirittura il campanello per chiedere qual era il loro stato di salute, sostanzialmente per verificare se erano dentro l'abitazione. Tutto questo in abuso di tutto quello che è sancito, che è regolamentato dallo Statuto dei lavoratori. A parlare Matteo Breda, segretario generale della Fisascat CISL di Padova e Rovigo. Ai loro uffici si sono presentati 2 iscritti dipendenti di un albergo di Abano Terme, denunciando la violazione subita, diventato un esposto di 7 pagine di memorie con 6 allegati che lo stesso Matteo Breda ha consegnato ai carabinieri. Se ci muoviamo e facciamo questo esposto, sicuramente ci sono delle prove tangibili, oggettive, che lasciano poco all'immaginazione. Quindi abbiamo WhatsApp, abbiamo mail dove si conferma quanto sostenuto dai 2 lavoratori, nostri iscritti. La denuncia fa riferimento all'articolo 5 della legge 300 del 1970, lo Statuto dei lavoratori, che dispone che il controllo delle assenze per infermità possa essere effettuato solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, che sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. La violazione della norma è sanzionata penalmente, riporta l'articolo 38 della stessa legge. La nostra redazione ha provveduto a contattare l'albergo per dare spazio alla replica rispetto a quanto denunciato. Nel frattempo, dal sindacato un chiarimento. Si tratta, a quanto consta, di un fenomeno isolato. Alcuni giorni prima che provvedessi a consegnare l'esposto ai carabinieri, ho contattato il responsabile, il presidente di Federalberghi, per avvertirlo che ai nostri occhi non si trattava e non voleva essere un stato d'accusa per l'intera categoria. In questi casi le aziende procedono con la visita fiscale, un medico che controlla se effettivamente il dipendente sia in malattia, ma non sono ammessi altri mezzi, altri sistemi. Allora andiamo in pubblicità con i nostri registi Andrea Basso, Italo Morao e torniamo subito, state con noi. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli è a Venezia alla Biennale per una iniziativa culturale. Ovviamente è assediato dai giornalisti che gli vorranno chiedere dello scandalo delle consulenze che ha portato alle dimissioni al Ministero della Cultura del suo capo di gabinetto. Sentiamo subito in diretta perché sta parlando. E trova in Venezia un'unica realtà talmente alta, elevata, talmente oltre anche quelle che sono le sterili, sciocche polemiche del giorno dopo giorno, un grande esempio di ciò che si può compiere dopo il diluvio che per esempio Luciano Violante cita nelle sue riflessioni così dotte e mai retoriche all'interno della rivista, cioè la necessità comunque di ricordarsi che noi siamo figli del terremoto, ma siamo anche figli dell'acqua, siamo aborigeni perché siamo aberrigeni, cioè siamo coloro che hanno errato in tutti gli spazi del Mediterraneo, no? Tanto che ritroviamo le conchiglie sulle nostre montagne,
e che l'acqua è l'elemento che ci dà vita, è l'elemento che ci ha costretto a viaggiare, a pensare, a immaginare, a rappresentare noi stessi. E non ho nient'altro da aggiungere se non che quando si è qui ci si accorge che in fondo l'Italia non è che una Venezia in miniatura. Grazie. Allora, avete visto l'abbraccio anche con il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. L'occasione è stata quella della presentazione di una rivista della Biennale. Poi i giornalisti, compresa ovviamente Anna Maria Parisi, che è lì per noi, con Sandro Ponchio, tenteranno di strappargli qualche dichiarazione sulla vicenda che ha portato alle dimissioni del suo capo di gabinetto Spano, che era con Giuli al Maxi di Roma. Giuli ne era il presidente, e che al Maxi di Roma Spano aveva assunto come consulente suo marito. Quindi una vicenda San Giuliano al maschile. Restiamo a Venezia per la questione dell'inchiesta a Palude. Dopo la procura, anche la Corte dei Conti indaga sulla vendita di Palazzo Poenio Papadopoli dal Comune di Venezia al magnate cinese Ching-Chat Kwong. L'ipotesi è di danno erariale. Il prezzo fu abbassato di oltre 3 milioni di euro. Sono coinvolti in questa vicenda, secondo la Corte dei Conti, 16 persone. La vendita di Palazzo Poenio Papadopoli, ex sede della polizia locale, all'imprenditore cinese Ching-Chat Kwong per aprirci un albergo, rappresenta un danno erariale per le casse del Comune di Venezia? Dopo la procura, anche la Corte dei Conti indaga sulla vendita al magnate di Singapore dell'immobile comunale, inizialmente stimato 14 milioni di euro, poi scesi a 10 milioni e 800 mila. In questi giorni sono stati una quindicina, compresi il sindaco Luigi Brugnaro, i politici, dirigenti e funzionari del Comune di Venezia, che hanno ricevuto il provvedimento della procura contabile che mette in mora i presunti responsabili. Oltre al sindaco ci sono l'ex assessore Renato Boraso, il capo di gabinetto Morris Cerone e il vice Derek Donadini. In una nota, Cafersetti ha precisato che l'azione della Corte dei Conti si pone sostanzialmente come un atto dovuto conseguente all'indagine penale in corso. La vendita del palazzo rappresenta infatti uno dei filoni su cui indagano i magistrati che conducono la cosiddetta inchiesta Palude. Secondo l'impianto accusatorio, la vendita dell'edificio pubblico con un abbassamento di prezzo superiore ai 3 milioni di euro si inquadrerebbe in un'operazione più ampia, facilitare un'altra vendita sempre all'imprenditore cinese, quella dell'area dei Pili, di proprietà di Brugnaro, dove realizzare un enorme progetto immobiliare. Questo luglio, nel decreto di perquisizione a Derek Donadini, i magistrati scrivevano che Brugnaro, Cerone e Donadini concordavano con Ching il versamento di 150 milioni di euro in cambio della promessa di far approvare, grazie al loro ruolo all'interno dell'ente comunale, il raddoppio dell'indice di edificabilità sui terreni in questione e l'adozione di tutte le varianti urbanistiche necessarie all'approvazione di un progetto edilizio ad uso anche commerciale e residenziale della volumetria di 348.000 metri quadri. Ricostruzioni smentite con decisione più volte in tutte le sedi dal sindaco Luigi Brugnaro, che rivendica l'aver sempre svolto l'incarico di primo cittadino come un servizio alla comunità. So di avere la coscienza non pulita, pulitissima, non aver fatto nulla. Le storie che mi riguardano sono legate al solito discorso di Pili e tutto quello che ci va dietro dal 2015, conflitto di interesse che non c'è, l'ho già detto, non ho fatto mai niente di male. Allora, torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto, con un collegamento in diretta con Chiara Gaiani, e cioè la morte per annegamento di una donna in un laghetto da pesca, Oasi No Stress si chiama. È morta Rossella Zanin, che era lì con il suo cane. Si era pensato all'inizio ad un incidente, adesso si sta indagando per istigazione al suicidio. Sentiamo il servizio. Istigazione al suicidio. Con questo capo di imputazione la Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo di indagine sulla morte di Rossella Zanin, la 59enne di Este, annegata domenica pomeriggio nel laghetto di un circolo sportivo, l'Oasi No Stress.
Era lì con il compagno, il cagnolino Rossella Zanin. La sua assenza aveva allarmato il fidanzato che, vedendo tornare il cagnolino, aveva iniziato a cercare la donna, trovandola ormai priva di vita. La causa della morte era stata inizialmente ricondotta a un incidente, il tentativo di seguire il cane dentro l'acqua o a un malore, ma la procura, che ha affidato le indagini ai carabinieri, vuole chiarire alcune circostanze, in particolare l'ora del decesso e le sue cause. Per questo sarà conferito ad un consulente l'incarico per l'autopsia sul corpo di Rossella Zanin, che sarà eseguita nei prossimi giorni. Allora torniamo a Venezia, perché c'è Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia che viene indicato come un candidato sindaco. Vediamo. Sicuramente può essere guida. Un commento, senatore, sulla dimissioni di Spano. Ieri la Premier ha detto che ci sono dei mal di pancia all'interno della stessa Fratelli d'Italia. No, a me pare che quello che succede, quello che è successo e quello che si vedrà fra qualche ora su Report dovrebbe riguardare la precedente presidente del Maxi di Roma, Melandri, Giovanna Melandri, autorevole rappresentante del Partito Democratico, autorevole rappresentante della sinistra, che evidentemente ha permesso che all'interno se dovesse essere confermato quelle che sono le indiscrezioni giornalistiche di queste ore, ha permesso appunto che all'interno del Maxi ci fossero degli interessi, dei conflitti di interessi tra persone che comunque la sua amministrazione ha assunto all'interno del Maxi. Per cui non però poi comunque procrastinate, cioè voglio dire, però poi comunque confermate anche dall'allora direttore Giuli, ora insomma ministro. Allora, chi eredita una situazione, un organico, non può conoscere le dinamiche attraverso le quali sono state assunte le persone, per cui credo che l'inchiesta di Report potrà permetterci di far luce su come veniva amministrato Maxi quando c'era la sinistra che lo governava attraverso un autorevole rappresentante del PD come Giovanna Melandri. È vero quanto si dice che all'interno di Fratelli d'Italia c'è una parte decisamente omofoba? Assolutamente no, in Fratelli d'Italia non esiste nessuna parte omofoba. C'era la preoccupazione da parte di alcuni, che è stata dichiarata, rispetto a una figura che potesse in passato aver avuto diciamo dei comportamenti discutibili rispetto a finanziamenti dati a associazioni che poi utilizzavano quei fondi in modo diverso rispetto all'interesse pubblico, ma questo poi non è stato riscontrato dalle sentenze dei tribunali, per cui anche queste erano montature che servivano semplicemente ad alimentare spaccature all'interno del nostro partito che assolutamente non ci sono. Nei confronti del ministro Giuli noi abbiamo la massima fiducia, e anche oggi con il suo intervento ha dimostrato che non solo è persona qualificata, ma che è una persona che come Italia siamo fortunati ad avere come Ministro della Cultura. Ho ascoltato con piacere in passato, quando ero assessore alla cultura, gli interventi di altri ministri della cultura che si sono succeduti in epoche diverse, con governi diversi, con estrazioni culturali diverse, e questo livello non l'ho mai riscontrato. Grazie mille. Bene, grazie molte Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, che sono alla Biennale in occasione dell'arrivo del Ministro della Cultura Giuli. Avete sentito Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia, che viene indicato come prossimo candidato di Fratelli d'Italia alla guida di Venezia quando ci sarà la fine del mandato di Luigi Brugnaro e nuove elezioni. È una storiaccia, un'altra storia così pruriginosa che segue quella di San Giuliano, il ministro che si è dimesso per i suoi rapporti con Maria Rosaria Boccia, che aveva assunto come consulente, e lo stesso è avvenuto, avete sentito, al Maxi, quando c'era Giovanna Melandri, da parte di Spano, che ha assunto il marito, e Spano poi è andato al Ministero della Cultura. I Fratelli d'Italia ne hanno chiesto l'allontanamento. Di fatto siamo di fronte a una politica dall'una e dall'altra parte, come si è visto, clientelare, che assume amici, parenti, amici degli amici, cosa assolutamente riprovevole quando si ha a che fare con le istituzioni. Allora adesso andiamo a Bassano, dove c'è un'altra grana, c'è l'ingresso in maggioranza dell'ex sindaca Elena Pavan, con uno scontro senza precedenti tra la Lega incarnata dal sindaco Nicola Finco e Fratelli d'Italia, che insiste perché la Pavan entri in maggioranza. Sentiamo.
L'eco dell'ultimatum di Fratelli d'Italia sull'ingresso di Elena Pavan all'interno della maggioranza risuona ancora forte e chiaro nelle stanze di via Matteotti e in quelle di Casa Lega. Chi oggi pensa di mettere in discussione la presenza di un nostro consigliere all'interno della maggioranza si assumerà la responsabilità di mettere in discussione la presenza stessa di Fratelli d'Italia. Questo è il fulcro della nota ufficiale del portavoce comunale dei meloniani Nicola Giangregorio e di Stefano Giunta. A 24 ore dall'avvertimento di Fratelli d'Italia, le domande e i dubbi sul presente e sul futuro del governo cittadino sono tante. Partiamo da una considerazione, ovvero che il voto dei cittadini è sacro e che la fiducia degli elettori non va tradita. Tutti d'accordo su questo? A parole sì, ma nei fatti? Eh già, perché alle ultime elezioni Elena Pavan, da sindaca uscente, è stata bocciata sonoramente addirittura al primo turno, cosa più unica che rara. La città, dopo 5 anni di Pavan, ha scelto di voltare pagina e adesso potrebbe ritrovarsi nuovamente l'ex sindaca tra i banchi della maggioranza, un po' come quello che sta accadendo a Rossano Veneto. Difficile da farlo capire e accettare a chi democraticamente non l'ha voluta. Ancora più difficile da farlo digerire a Roberto Marin, che con lei non vuole avere niente a che fare, o a Mariano Scotton, ad Andrea Viero e allo stesso Nicola Finco. Voci da via Matteotti, a poche ore dal Consiglio di maggioranza, sussurrano che l'eventuale entrata di Elena Pavan dovrà essere meritata sul campo. Che cosa vuol dire? Semplice, che l'ex sindaca, dopo aver sposato la linea politica dei meloniani, dovrà dimostrare di condividere anche quella dell'attuale sindaco, cosa che però finora non ha mai apertamente dichiarato. Ci vorrà tempo, dicono. Vedremo, ma intanto i soliti ben informati aprono un altro fronte di scontro con Elena Pavan, che avrebbe orchestrato questa manovra politica con il preciso intento di rafforzare la sua posizione in vista delle elezioni regionali. E anche qui di domande ne sorgono parecchie. Una su tutte è l'opportunità di portare in regione chi in 5 anni non è riuscita a meritarsi la riconferma dei suoi elettori, con un'amministrazione stroncata in pieno dalla gente. In tutto questo va messo in conto anche un possibile rimpasto in maggioranza. Chissà, tutto può succedere, ma qualcosa sicuramente succederà. Servizio di Alex Giuliano, insomma, Bassano del Grappa, ci sono meno tensioni al Pentagono, ecco, tanto per dire. Vediamo anche i contraccolpi sull'Unione Montana e in particolare sulla polizia locale, vediamo. Il rinvio della seduta del Consiglio dell'Unione Montana Bassanese, nella quale si sarebbe dovuto discutere di una mozione sulla polizia locale presentata dai consiglieri Paolo Retinò, Manuel Remonato e Elena Pavan, è stata duramente bollata proprio dal consigliere di È il Momento come una precisa scelta politica. La nota ufficiale però parlava di inadeguatezza della sala scelta per la seduta e di vizi di forma nella mozione presentata. E alle accuse di Remonato replica il sindaco Nicola Finco. Ma diciamo che i ragazzi, i consiglieri di È il Momento sono molto bravi a fare le polemiche, ma dovrebbero essere altrettanto bravi a preparare gli atti che poi depositano in Consiglio dell'Unione Montana, perché loro hanno presentato una fantomatica mozione dove all'interno c'erano delle interpellanze e anche un punto che lo potevamo definire una mozione. Quindi forse dovrebbero studiarsi bene i regolamenti, studiarsi come presentare gli atti ispettivi all'interno dell'Unione Montana e poi gli è consentito anche di fare polemica, ma siccome non sono capaci di scrivere gli atti, prima imparino e poi parlino. Sul tema polizia locale, a questo punto quali saranno i prossimi passi? Noi non abbiamo paura di rispondere, noi abbiamo la totale tranquillità che stiamo facendo un'analisi dettagliata sul servizio di polizia locale, noi vogliamo la sicurezza a Bassano del Grappa e vogliamo che i cittadini si sentino sicuri e che percepiscano questo senso di sicurezza con la presenza di vigili in città. Nelle prossime settimane parlerò anche con i sindaci che fanno parte dell'Unione Montana e dopo come maggioranza decideremo una linea
e convintamente la porteremo a casa per il bene del nostro territorio, ma in particolare della nostra città. E se veramente si vuole creare la polizia locale del Bassanese, non è che la possiamo creare in 3, 4 o 5 comuni. Devo capire se anche da parte delle altre realtà contermini c'è questa volontà, c'è la disponibilità di avviare un progetto serio, quindi di creare anche un organico importante di polizia locale su tutto il territorio. Il sindaco di Vassallo del Grappa, Nicola Finco, preso con le bombe, il caso di dire. Adesso andiamo a Conegliano, dove sono a rischio i trasporti scolastici perché c'è un alto tasso di assenteismo tra gli autisti. Andiamo da Cristian Arboi. Sì, direttore, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo con uno storico autotrasportatore della marca trevigiana, Adriano Battistuzzi. Parliamo spesso di assenteismo, soprattutto nelle scuole. Ci sono delle storie estreme, recentemente hanno coinvolto anche la marca trevigiana, ma Adriano Battistuzzi ha anche lui delle storie da raccontarci, una in particolare di un autista che è uccel di bosco, e non è un caso rarissimo, ma partiamo da questo caso specifico. Non è un caso raro, saltuariamente capitano degli autisti che stanno assenti per motivi di salute, ma questo è il caso veramente che ha dell'incredibile. È stato assunto per un servizio di scuolabus l'anno scorso, dall'inizio della scuola fino al 23 di dicembre, ha prestato servizio per 11 giorni, gli altri li ha fatti in assenza. Dopo di allora noi non l'abbiamo più visto e purtroppo va a incidere anche su quello che è così la gestione dell'organico del nostro personale, e siamo costretti a lasciare dei servizi perché non sappiamo se possiamo contare su un rientro, su un non rientro, quando sarà, come sarà e se ci sarà soprattutto. Quindi di fatto c'è un autista che non si vede da un anno. Da oltre un anno, sì, però io su queste cose, oltre a richiamare un po' l'attenzione anche sull'autista, vorrei che ci fosse una maggiore responsabilità anche dai medici di famiglia, soprattutto, che concedono questi lunghi periodi di malattia, perché se malattia veramente c'è, è bene che ci sia, ma noi abbiamo la certezza che proprio malattia non è, perché abbiamo anche avuto dei riscontri che ci dicono che non è così. Ecco, Battistuzzi, non è un caso isolato perché, lei dice, dalla mia pratica vedo che ultimamente spesso accade che ci sono delle malattie troppo prolungate per un servizio delicato come il nostro, come quello del trasporto pubblico, locale, del trasporto scolastico. Bambini, soprattutto, si tratta di bambini, di scuole, quindi dovrebbe essere un'attenzione particolare. Poi però io vorrei aggiungere anche il fatto che quando ci sono queste lunghe assenze non è che sia l'INPS o il datore di lavoro che paga, siamo una società mutua e solidale, quindi paghiamo in tutti, e molto spesso proprio queste assenze vanno ad accorciare quella coperta che già è corta di suo a danno di chi realmente ne ha bisogno. E già fate fatica a trovare l'autista. E già facciamo fatica a trovare l'autista, se poi l'autista che magari viene con un tempo tempo parziale, non a tempo pieno, poi lo riduce ancora di suo per motivi che a mio giudizio non sono sempre giustificati, allora vuol dire che questa società non ha più nessuna ragione di essere mutua e solidale, diventa conflittuale a tutti gli effetti, perché c'è proprio la guerra tra i poveri. Senta Battistuzzi, è stato un avvio d'anno scolastico immagino complicato. L'avvio è stato complicato, noi siamo riusciti a tenere i servizi che avevamo prima, tenendo conto che non abbiamo solo scuolabus ma abbiamo anche un grossissimo impegno con la base NATO di Aviano, poi abbiamo del turismo, abbiamo il commerciale, tante cose. Sullo scuolabus purtroppo siamo costretti a lasciare tutti quei servizi collaterali che erano, il trasporto di bambini alle piscine piuttosto che la gitarella, perché il personale ormai è ridotto, è quello che è, non si fanno più patenti, le motorizzazioni sono bloccate, noi per fare una patente siamo andati a Bologna. Non abbiamo più risorse umane, i ragazzi che si avvicinano a questo lavoro. Noi abbiamo fatto una scommessa, se mi concede ancora qualche minuto, abbiamo assunto un ragazzo di 19 anni che per 2 anni non potrà guidare, ma solo per incentivarlo, per fargli vedere come funziona questo lavoro, lo pagheremo per 2 anni per non esserci completamente utile. Lo facciamo in maniera propedeutica, sperando che si innamori, che fra 2 anni sia un investimento, una specie di academy, ma noi possiamo farlo in termini abbastanza ridotti, e avremo bisogno invece di una scuola vera e propria che indirizzasse anche questi ragazzi verso questo lavoro, che ha le sue difficoltà, le sue
pericolosità ma anche i suoi bei vantaggi, quindi un incentivo a portarli verso il nostro lavoro. Grazie Battistuzzi, messaggio forte e chiaro da Scomigo con Nicoletta Rizzetto, direttore. Ti restituisco la linea. Grazie molte. Il ministro della Cultura Giuli è scappato dalla Biennale di Venezia, è un giornalista, avrebbe dovuto secondo me concedere qualche spazio anche ai suoi colleghi che erano lì per avere qualche sua dichiarazione e poi quando si diventa ministri si diventa ministri. Pubblicità, poi torniamo e chiudiamo con l'ultimo atto vandalico ai danni del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. Il ponte di Bassano del Grappa nuovamente danneggiato dai vandali. Sentiamo subito Alex Giuliano. Le cicatrici sul ponte vecchio di Bassano restano sul legno, restano nell'anima dei bassanesi, dei visitatori, dei tanti turisti che passeggiano sul monumento nazionale che è fortemente impregnato di spirito alpino. Ebbene, le immagini che abbiamo raccolto nei giorni scorsi raccontano di un ponte diviso a metà. Nella parte superiore tutto bene, non ci sono più le tanto criticate ragnatele. Guardando in basso però le balaustre, il legno del ponte risulta danneggiato sia dal maltempo che anche da atti vandalici. Noi siamo in compagnia dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Viero. Assessore, partiamo da qui, da questo atto vandalico che ha deturpato il legno della balaustra. Parliamo quindi di sicurezza. Che cosa si sta facendo e soprattutto le telecamere sul ponte funzionano? Le telecamere sul ponte funzionano, le immagini sono sempre controllate ovviamente dalle forze dell'ordine. Quello che chiediamo ovviamente è la collaborazione anche dei cittadini per riuscire sempre a ridurre i tempi per trovare ovviamente i responsabili di questi atti vandalici, che come dicevate oltre al maltempo appunto sono gli atti vandalici che a volte deturpano il nostro ponte. Abbiamo visto una cura di quella che è la parte alta del ponte come non si vedeva da tempo. Adesso però bisogna lavorare non solo su andare a punire i colpevoli di questi atti vandalici, ma anche, assessore, sulla prevenzione. Sì, diciamo che ovviamente in termini di prevenzione e di sicurezza è ovvio che anche la polizia locale transita spesso sul ponte, lì si chiede appunto anche ai cittadini a qualsiasi azione anomala che si vede su questo monumento nazionale venga prontamente segnalata alle forze dell'ordine. L'altro capitolo invece è quello delle manutenzioni ordinarie che ogni anno pianifichiamo, perché appunto i segni del tempo è chiaro che si vedono sul nostro ponte. È un ponte di legno trattato con prodotti concordati ovviamente con la soprintendenza, quindi hanno anche una durata specifica nel tempo. È chiaro che noi ogni anno siamo chiamati ovviamente poi a curarne la manutenzione ordinaria. Quando parliamo di manutenzione ordinaria e anche straordinaria del Ponte Vecchio, parliamo di riparare queste crepe, questi danni che inevitabilmente fanno storcere il naso a chi li vede, a chi si affaccia sul Brenta. Però, assessore, in questo caso ci sono delle buone notizie, perché i lavori di manutenzione partiranno presto. Sì, dopo attento sopralluogo con la soprintendenza abbiamo visto l'atto vandalico dalla parte opposta appunto della balaustra, abbiamo visto ovviamente la manutenzione da fare. In questi giorni stiamo procedendo all'offerta prezzi per fare l'intervento appunto concordato con la soprintendenza. Entro fine anno la manutenzione al ponte verrà fatta. Dobbiamo anche una curiosità distinguere la diversificazione dei danni della parte sud molto esposta ovviamente al sole, la parte nord invece alle intemperie. Ci sono anche queste cose da calcolare quando si va poi a fare la manutenzione puntuale. Assessore, si continueranno a usare le stesse vernici perché sembra che siano particolarmente deteriorabili. Allora, è chiaro che per quest'anno vengono utilizzati i prodotti che sono stati concordati con la soprintendenza nella fase progettuale. Abbiamo però concordato di fare delle proposte alternative per i prossimi anni su prodotti diversi, ovviamente compatibili con quello che è il monumento storico di Bassano, che la soprintendenza ovviamente deve vagliare ed approvare.
Il ponte viene riverniciato, come avviene tecnicamente, o viene stuccato anche il danno? Allora è chiaro che dove ci sono dei danni profondi come la parte a nord, che abbiamo visto insomma quegli atti vandalici che hanno portato all'escavazione di alcuni punti del legno, è chiaro che gli viene stuccato, viene ovviamente occluso il foro e ripristinata la vernice. In questo caso invece vengono tolti i pezzi che in questo momento sono ammalorati, basta solo toccare, si vede che la parte di vernice superficiale viene via e viene poi ripristinato il colore. Un lavoro ovviamente minuzioso da restauratori. Grazie ad Alex Giuliano e al suo ospite. Chiudiamo con una notizia di politica nazionale. Clamoroso, Giuseppe Conte licenzia Beppe Grillo, stop ai 300.000 euro, mai accettato che fosse pagato come garante 5 Stelle. La replica, contratto in vigore, uno scontro violentissimo tra i due papaveri dei 5 Stelle. Tutto per oggi, grazie anche e soprattutto ai nostri registi Andrea Basso e Francesco Ceron. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Grazie, buona giornata.